Ottimo il riscontro che ha avuto ieri sera al Cinema Multisala al Politeama di Palermo la prima di 1768 giorni, il documentario inedito sugli ultimi 7 anni di Totò Cuffaro. L'opera è stata prodotta dal regista Marco Gallo, agrigentino, ed è stato presentato ieri, accolto calorosamente dal pubblico presente proveniente un po' da tutta la Sicilia. Il ricavato della serata è stato devoluto all'associazione Automobil Burundi Ollus. Aiutiamo il Burundi Ollus, che servirà a far vivere e studiare i tanti bambini orfani di quella zona. Un viaggio sulla strada al quale emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla sua riabilitazione, dagli anni nella militanza nella Democrazia Cristiana. Il Baleno di Folla che lo aveva sostenuto fino all'elezione della presidenza della regione siciliana nel 2001, quindi l'inchiesta per mafia, la rielezione nel 2026, la condanna in primo grado per favoreggiamento e le sue relative dimissioni, con la condanna definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia, e si aprono quindi le porte del carcere di Re Bibbia. 4 anni e 11 mesi trascorsi nella cella, quindi la laurea in giurisprudenza, la vita in campagna, le missioni come medico volontario in Burundi, fino al rilancio della nuova Democrazia Cristiana e alla sua riabilitazione con l'estinzione dell'interdizione perpetua da pubblici uffici decisa dal Tribunale della Sorveglianza di Palermo. Tantissime le autorità presenti in sala, tra cui il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'ex governatore Raffaele Lombardo. È la prima volta che Cuffaro e Lombardo si mostrano insieme al pubblico, in quanto per molti anni avevano interrotto precedentemente i loro rapporti. 1768 giorni di carcere, di sofferenza ma anche di speranza. L'idea è venuta a questo giovane regista agrigentino Marco Gallo. All'inizio per la verità ero molto restio, poi la sua caparbietà e la sua qualità mi hanno convinto. Mi ha seguito per quasi 8 anni, da quando sono uscito dal carcere, è venuto con me persino in Burundi a riprendere le scene in diretta dell'Africa e delle cose che facciamo, e oggi dopo 8 anni c'è questa prima che credo vada onorata per il lavoro e il sacrificio che ha fatto questo giovane, che voglio ringraziare. L'idea di raccontare una storia, così per com'è, con le parti negative e con le parti positive, senza nascondere i problemi e soprattutto senza infingimenti, senza ammettendo le responsabilità della mia vita politica e sociale, ma guardando a un progetto di futuro e di speranza che è quello che ha seguito gli anni del carcere e del post carcere, sofferenza e speranza. Qual è il messaggio che volete lanciare? Ma il messaggio che io voglio dare a questo film, poi ognuno ne darà tanti altri, è che dentro le carceri ci sono delle persone con la loro storia, che il carcere non è storia di corpi, è storia di anime. E le anime hanno diritto, se lo vogliono, se seguono un processo di rieducazione e di risocializzazione, a tornare a una vita normale nella società e nelle proprie famiglie. Il messaggio che penso di dare è che, pur avendo scontato i miei errori con sofferenza e con speranza, credo che sia giusto che io non torni mai più a una politica attiva da candidato, lo ribadisco, e che comunque, se le mie responsabilità possono essere in qualche modo lenite, ho scelto di farlo aiutando le persone che più hanno bisogno, i più umili, e ho trovato nel Burundi, che è il paese più povero del mondo, tanti giovani, tanti anziani e tanti bambini che hanno bisogno, che non è vero che sono io a portare speranza a loro, sono loro che tutte le volte che ci vado arricchiscono la mia storia di una grande umanità e di una grande speranza. Qual è il momento più significativo di questi 1768 giorni che lei racconta? Beh, posso dire che quello che più mi ha toccato profondamente, perché io ho visto il film soltanto qualche giorno fa, è quando sono stato ho partecipato alla tumulazione di mio padre, perché non mi avevano fatto partecipare al funerale, e ho ricordato, lontano dal tempo in cui è successa, una storia che mi ha profondamente toccato e che mi inchioda le mie responsabilità, perché tutte le volte che mio padre
mi cercava perché c'era qualcosa da fare insieme a lui, ero sempre impegnato, e poi invece quando avrei voluto essere con lui per raccogliere il testimone di una vita non ci sono potuto essere. Non me la prendo con gli altri, non me la prendo con l'istituzione, me la prendo con me stesso, che non ho saputo coltivare al momento opportuno i veri valori e dare loro la priorità che meritavano. Raffadali che ruolo gioca in questa sua storia? Raffadali è un paese dove lei è particolarmente amato. Dove sono cresciuto, dove ci sono i miei genitori da vive, ora anche da morte, la mia infanzia, dove c'è la mia famiglia, è il paese è tutto, è la tua storia, la tua vita, è quello che ti porti dietro non soltanto di ricordi ma anche di progetti, quindi per ognuno il proprio paese è quanto di più importante e di storico possa esserci. Domenica lei ha partecipato al memorial su Angelo Cuffaro, suo nonno, sì, è stato un bel momento, no? No, è mio zio, il fratello di mio padre, ho partecipato a un memorial di calcio facendo una partita di calcio alla mia età e col mio peso, con una fatica enorme, con un sacrificio enorme, era una partita del cuore, l'ho fatto per ricordare un uomo che era un grande imprenditore, che era mio zio, non ne sono pentito anche se da domenica che non riesco a camminare bene. Se potessi tornare indietro certamente continuerei a fare politica, che è stata credo la parte determinante della mia vicenda giudiziaria. Se io non fossi stato politico probabilmente non avrei fatto gli errori che ho fatto e non sarei andato in carcere in questo senso. Sarei molto più attento, sarei molto più guardingo, probabilmente avrei potuto evitare di stringere qualche mano di troppo e magari avrei evitato qualche guaio che mi è capitato. Questo come prevenzione, però questa è una terra difficile, è una terra complicata, ma è una terra bellissima e proprio per questo merita di essere servita e merita di essere amato con tutti i rischi che questa terra ti propone. A me è successo, credo, una delle cose più belle che possa succedere a un uomo che faccia politica, rappresentare la sua gente, la sua terra eletto direttamente. Ne capisco la valenza di quanto sia importante questo, a volte mi fermo a chiedere scuse siciliane per gli errori che ho commesso, però è una cosa straordinariamente bella che ricorderò sempre e che spero di poter continuare a servire questa terra facendo il medico volontario in Burundi e facendo quello che posso per contribuire allo sviluppo di questa terra. Marco Gallo, il regista di Agrigento, come nasce questa idea, Marco? Ma nasce dalla curiosità di quello che scaturisce la storia di un uomo che ha rappresentato la Sicilia per 2 mandati, quindi è stata la persona, forse una delle persone più potenti che la Sicilia abbia avuto, e quindi raccontare il suo percorso, la sua vita, questa curiosità, quello che scaturiva nei confronti delle persone, quello che ha lasciato anche alla Sicilia stessa, mi ha portato ad avere questa curiosità da raccontare. Quanto lavoro ci hai messo per realizzare l'opera? Ci sono voluti 7 anni perché non c'era un momento giusto per far uscire il film, ogni anno c'era sempre un episodio che secondo me andava raccontato, quindi il viaggio in Burundi è stato forse quello più emozionante, però c'era la laurea, c'era il ritorno in politica, c'è affrontare la vita di un uomo, entrare dentro la sua storia non è stato per nulla semplice, quindi ci sono stati 7 anni di incontri, di interviste, di crescita, di un percorso molto lungo, però che è stato formativo sia per me che per il film stesso. Presidente, anche lei ha voluto essere presente qui, una sua impressione, insomma, come mai? Sicuramente è interessante vedere questo documentario che narra la vicenda Cuffaro, ritengo in tutte le sue sfaccettature umane, politiche, sociali naturalmente, quindi lo guarderò con attenzione. Ho seguito questa vicenda anche da vicino perché sono molto legato a Totò Cuffaro e quindi sicuramente sarà una serata interessante e propositiva, anche perché la nostra Costituzione prevede che la reclusione abbia una funzione rieducativa. Io ho visitato, ho intestato tante carceri e posso dire purtroppo che a volte alcune di queste non rispondono al dettato costituzionale. Come ex presidente, come mai? Invitato, vengo ad abbracciarlo, a salutarlo, poi me ne andrò perché mi era sfuggito che ho un incontro a Catania alle 8 e quindi mi dovrò precipitare. Poi non so se il film dura 1768 minuti, siamo rovinati. Presidente, parliamo anche del suo movimento, l'MPA in giunta con
vista le prossime elezioni anche di Catania, siete in giunta anche con Schifani, ecco, qualcosa in merito? Dal momento della fondazione in poi questo movimento è stato collocato nel centrodestra e fino ad oggi è collocato nel centrodestra.